Voi pensavate che dicevo oggi Sondazzo forse se ne è dimenticato. Sì, addio Nini, addio belli. Ci siamo. Io mi ricordo di una situazione che ho fatto molto tempo fa, in cui mi spacciavo mi sono sempre spacciato per qualcuno, per la verità, nel Sondazzo, ma in questo caso qualcuno di veramente importante, musicalmente importante. Allora, sì, ci sono quelle situazioni in cui io da strampalato dico sì, io sono un cantante, devo fare un provino e allora magari mi chiamo Baglio Claudioni o Rosso Vaschi, così, no? o Zero Renati, no, che vabbè, insomma trovavo tutti questi nomi strani, così, oppure facevo il comico, ero Benigno Roberti e così via, però non sapeva mai di nulla quello che facevo, proprio stonavo quando cantavo, dicevo barzellette, non sapeva di nulla proprio, e vabbè, chiedevo un parere alle persone, però una volta mi ricordo aver anche fatto un'altra cosa, detto di essere un cantante oppure un gruppo musicale, un esponente di un gruppo musicale, magari gli mettevo facevo ascoltare dei dischi veri, gente veramente ganza, no? Ecco, io ho già messo sui Beatles, per esempio, tanto per dire, no? Voglio vedere cosa mi dicono se io chiedo un parere, essendo un novellino, per esempio abbiamo un nuovo gruppo che appunto ha fatto dei pezzettini carini in inglese e voglio sapere cosa ne pensano, vediamo se sentiranno, immagino, spero che sentano, perché a volte sai, mi ricordo che sentivano, ma sai, le cose cambiano, i tempi a volte cambiano, le cose tecniche, vabbè, d'accordo, io ci provo, e quindi vado a fare un numero qualsiasi, dico che insomma dobbiamo fare un provino, voglio un parere. Sono i Beatles, naturalmente, no, sono sentiamo se poi mi dicono ma questi sono i Beatles, mica è detto, vai a sappi tu. Vabbè, intanto poi ho anche altri cantanti, anche singoli, sempre piuttosto più che conosciuti. Vabbè, qui non c'è niente, sono costretto ad andare oltre. Oh, caro G, sei costretto ad andare più in là. Sì, G, parlo con me, ragazzi, sono ridotto male, parlo con me stesso. Va bene, d'accordo? Ok, faccio uno saluto, salute G, grazie G. Ma ti pare G, così faccio tutto da me, trasmissione 4 ore al giorno da solo, ragazzi, da solo. Vi rendete conto cosa vuol dire? Vuol dire parlare da solo, pazzo, che parla da solo, pazzo. Vabbè, meno male che so che dall'altra parte c'è qualcuno che ascolta, forse. Sì, ditemelo, sennò poi impazzisco veramente, sì, c'è. Però quello che non c'è è sono queste persone per il momento, in questo posto dove sto telefonando, non so se ho mai telefonato in questo posto, una località italiana, sì, per ora all'estero non ho ancora telefonato, no, mi è successo in qualche spettacolo, sì, però anche all'estero, ma alla radio no. Pronto? Pronto, buongiorno. Senta, mi scusi tanto, lei non mi conosce, ho fatto un numero a caso. Io sono un esponente di un gruppo musicale, no? Noi abbiamo messo su dei provini interessanti e sto cercando di capire se piacciono o meno, perché dobbiamo farli sentire una casa discografica. Può sentire 30 secondi di un pezzettino mio? Guardi, siamo proprio perché sto per uscire, che devo andare a prendere il bambino da scuola. Mi dà un parere proprio così, da persona, da ascoltatrice di musica. Può sentire, guarda, 30 secondi, sia gentile, mi dice se le piace o no, via, Ascolta, è questa. Cari ascoltatori e ascoltatrici del Sondazzo, ascoltate questo messaggio a causa della presenza di contenuti soggetti a copyright nella puntata odierna. Potete ascoltare l'audio integrale della prima parte del Sondazzo di oggi nei canali Telegram e WhatsApp di Sblindo Studios, raggiungibili attraverso i link che trovate in descrizione. Cosa le sembra? Bella, bellissima. Cioè, è nuova, vero? Cioè, l'abbiamo fatta noi, quindi... Sì, arrivederci. Le piace? Grazie. Che carina è stata,
del resto doveva uscire, doveva andare, effettivamente, sì, bella, bellissima, ma mica detto male, io sono d'accordo con lei, effettivamente. Vabbè, andiamo da qualcun altro, voglio che qualcuno magari dica, ma che cazzo mi stai a dire? Questi sono i Beatles, magari. Poi c'ho anche Celentano, c'ho Battisti, c'ho Andrea Bocelli, c'ho Elvis Presley, sa fare con questa gente. Ma intanto continuiamo ancora un po' con i Beatles, e vediamo cosa mi dicono. Questa aveva pronto? Sì? Buongiorno, mi scusi tanto se la disturbo, io ho fatto questo numero a caso perché io ho un gruppo musicale, no? E abbiamo fatto dei provini, noi dobbiamo presentarne a una casa discografica, faccio dei numeri per far sentire un pezzettino delle nostre canzoni per avere un giudizio del pubblico. Può sentire 30 secondi di questa canzone e poi mi dà il suo giudizio, signora? Non posso, c'è un bambino piccolo. Va bene, ma sono 30 secondi, le orecchie, insomma, basta che lei mi ascolti un attimo e mi dice se le piace o no. Va bene. Un attimo, ecco, Sì. ecco. Cari ascoltatori e ascoltatrici del Sondazzo, ascoltate questo messaggio a causa della presenza di contenuti soggetti a copyright nella puntata odierna. Potete ascoltare l'audio integrale della prima parte del Sondazzo di oggi nei canali Telegram e WhatsApp di Sblindo Studios, raggiungibili attraverso i link che trovate in descrizione. Le piace, signora? Sì. Cioè, sente, una canzone nuova l'abbiamo scritta noi. Cosa ne dice? Lei pensa che si possa portare una casa discografica? Sì, perché no? Potrà avere successo? Sì. È carina, è originale, cioè Sì, direi sì. orecchiabile, ascolti. Lo sa come ci chiamiamo, signora? Come mi chiamate? The Beatles. Lo so, ho capito. Le piace questo nome? Sì, È sì. nuovo, nuovissimo, perché è un gioco di parole, significherebbe gli scarafaggi del ritmo, insomma, Beatles, insomma, le piace? Sì, mi piace. Ah, mi fa piacere, guardi, la ringrazio moltissimo per avermi dato questo giudizio, noi andiamo a fare questa audizione in questa casa discografica e chissà, forse un piccolo successo ce l'avremo, che dice? Va bene. Grazie, Senz'altro lo signora. farete. Com'è? Senz'altro. Grazie. Niente. Buongiorno. Allora, piacciamo a tutti, sai, cambiamo personaggi, perché entriamo in qualcosa di italiano, vediamo che si può tirare fuori. Non l'ho messo, eccolo qua. Facciamoci un bel Celentano, dai, non se ne parla più. Ma sì. Beh, del resto mica dicono male dicendo che è carina quella dei Beatles, ma ci credo. Vediamo un po', facendo un altro numero, che cosa viene fuori. Poi c'ha tutti i bambini piccoli e fanno il trombare a quelle parti. Tutti questi bambini. Oh, io ora sono un cantante singolo, sì. Vediamo un po', va. Sì. Beh. Ma per me mi dicono, sì, per levarmi di mezzo. Dice, ma sì, è carina, ma sì, certo. Così. Qui non c'è nessuno. No. Intanto ascoltiamo anche dei pezzettini di canzone, che ganzo, che bello. Sì, vabbè, d'accordo, ok. Telecomitato. Fanculo, sì, a te non te lo posso chiedere, un giudizio sulle canzoni e sulle voci, vero? Va bene, andiamo oltre. Ecco, molto rapidamente, coi dito, cerco di fare più presto possibile nel comporre il numero in questione. Ok, sì. Dan. Pronto? Sì, pronto signora, buongiorno. Senta, mi scusi, io ho fatto un numero a caso perché sono un cantante, no? E siccome ho fatto un provino e devo portarlo alla casa discografica, volevo sentire un po', faccio dei numeri a caso per sentire, facendo ascoltare un pezzetto della mia canzone, se piace o no al pubblico. Può ascoltare 30 secondi? Può andare a fare in culo? È già andata. Questa aveva richiamarla, scusa. Ma perché? Ma perché non ascoltare un po' la mia vocina? Sono tutte donne, hanno tutte la stessa voce. Vediamo ancora. L'ho richiamata perché. Ma perché? Perché riattaccarmi in faccia? Hanno tutti i bambini piccoli, sì, tutto uguale. Ma sarà mica la stessa persona? No, perché faccio numeri diversi. Questa si sposta da una casa all'altra, è sempre lei. Vedi, guarda.
Via, via, per carità di Dio, ma ci mancherebbe anche io. Andiamo avanti e vediamo quest'altra, vediamo se mi riesce a rifarlo, sto Celentano, Ecco, sì, vai, ok. Ma sì, ma certo che mi riuscirà. Qualcuno ascolterà, avrà pur un momento di attenzione per questo nuovo cantante, che si affaccia alla ribalta adesso. Naturalmente anche questo non c'è. Anche questo insieme a altri che non c'erano, effettivamente, e io sempre più rapido col dito, ecco fatto. Telecom Italia. Accidente a te, posso dire anche alla maiala di tomata, tanto vale, il nastro registrato. Ecco, quindi andiamo avanti e quindi sì, certo. Su, forza, su, andiamo, su, forza, andiamo, dai, su, andiamo, su, dai, andiamo. Andiamo o non andiamo? Non andiamo, perché o c'è la Telecom oppure non c'è nessuno, oppure c'è sempre la stessa signora che risponde in tutti i telefoni e in tutte le case. Va bene. Andiamo avanti, tanto io sono di quelli che vanno avanti come un trattore, sai? Telecom Italia. una è una. La prossima non c'è, vedrai. Non c'è. Vedrai che non c'è la prossima, così almeno facciamo una sì, una no. Una nonna, la nonna, ecco, se rispondesse anche la nonna, vabbè, potrebbe bene lo stesso, cioè, ma qualcuno, se vedi, ora questa forse non c'è, quindi sarebbe proprio una, sì, ecco, pronto? Sì, buongiorno, mi scusi signora, senta, io ho fatto questo numero a caso perché io sono un cantante e ho fatto un provino, no? E siccome devo portarlo a una casa discografica, faccio un po' di numeri a caso per far sentire 30 secondi di una canzone e avere un giudizio dal pubblico, così. Posso fare sentire un pezzetto della mia canzone? Senti, siccome che io sto arrivando adesso dall'ospedale, non posso sentire niente. Perché non può sentire niente? Non è il momento giusto. È anche sorda? Cioè, è andata... Non è che sono sorda, il sordo sei tu, sto dicendo che non è possibile. No, io ci sento benissimo, signora. Allora pure io ci sento, non ho capito. E allora perché non ascolta? Ma perché non ascolta? Non ti posso sentire, perché? Ha dei bambini piccoli? Sì. Tanto per cambiare, ma quanto trombate da quelle parti? Non fate che bambini? Per culo. Naturalmente. Scusa. Oh, che accoglienza questi poveri cantanti, poveri cantanti esordienti, celentanidi. Ecco, sì. Vabbè, andiamo avanti. Che dovevo fare? Che facevo fare? Sono anche un po' sgarbati in questa regione forse. Vabbè, non importa. Siamo nel sud comunque, voglio ricordare, si sente comunque. Oddio, non è detto perché tante volte se ne va al nord e troviamo persone del sud. Sì, pronto, buongiorno. Senta, lei mi deve scusare, io ho fatto questo numero a caso perché io sono un cantante, ho registrato delle canzoni e devo portarle in una casa discografica. Allora faccio numeri a caso per far sentire un pezzetto di canzone al pubblico per sapere se piace o no. Posso farle sentire 30 secondi di una mia canzone? Io con chi parlo? Guardi, io mi chiamo Arraba. Vasco Arraba. Vasco Arraba. Spero che sia un nome che un giorno si sentirà, ecco. Però ecco, volevo far sentire un pezzettino, una canzone per avere un giudizio così da una persona del pubblico qualsiasi, così io, siccome domani vado in questa casa discografica. Hai sbagliato numero, perché a me la musica non è il mio forte, capite? Vabbè, ma appunto per quello lei... Sentiamo. Senta, via, ascolti. Già, tutta bella, l'ho scritta io, Bravo. È arrangiata, senta. Cari ascoltatori e ascoltatrici del Sondazzo, ascoltate questo messaggio a causa della presenza di contenuti soggetti a copyright nella puntata odierna. Potete ascoltare l'audio integrale della prima parte del Sondazzo di oggi nei canali Telegram e WhatsApp di Sblindo Studios, raggiungibili attraverso i link che trovate in descrizione. Somiglia a quella di Celentano, sì, no? Le mie canzoni somigliano a quelle di Celentano, gli arrangiamenti sono come quelli di Celentano, il CD è quello di Celentano. Come faccio io domani? Con che faccia mi presento alla casa discografica di Celentano? La faccia che c'ha. La faccia a culo? Cosa ha detto? Ha detto la faccia a culo.
Hai detto faccia sua, ah, poi vabbè, ho capito, la faccia quella è lo stesso. Sì, la faccia di bronzo, la faccia finita per favore, ma insomma, ma come si fa qui, eh? Lei ha distrutto una carriera, sa? Mi ha distrutto. Meglio in partenza che a metà. Questa è saggezza vera, è pura. Quindi va bene, cambio mestiere. C'ho un lavoro sicuro, lo spazzino. Bravo, meglio di quello dove lo trovo. Meglio, vero? Lavoro sicuro, tutti i giorni si lavora, alla fine del mese c'è uno stipendio, insomma, abbastanza buono, no? Insomma, certamente con le canzoni si dovrebbero fare più soldi, però se somiglia così tanto, come ha detto chi? Celentano? Ma sarà. Signore? Dimmi. Senti, io ti chiedo scusa per averti fatto perdere tempo, però insomma mi hai illuminato, non lo faccio più. Va bene? Buona giornata. Grazie. Mi ha rovinato. Questo almeno ha ricordato qualcosa, non si interessava di musica, ma Celentano l'ha riconosciuto, senti lì e senti là. Ecco, ora a questo punto io metterei Lucio Battisti, ma non c'ho più tempo. Guarda che non c'ho più tempo. Ma lo sa che non c'ho più tempo. Mamma mia. Ma non c'ho più tempo. Non c'ho più tempo. No, non c'ho più tempo. Allora facciamo così. Rispettiamo Lucio Battisti. Rispettiamolo. No. Ah, per carità di Dio. Facciamo così. Lo mettiamo dopo, così. Appena finito, sì. Finisce il sondazzo e c'è Lucio Battisti. Così. Maron. Come faceva quella extracomunitaria, Maron. Si faceva così. Perché aveva imparato. Vabbè, insomma, va bene, riprendiamo a ruota libera il nostro sondazzo e restiamo in quella località assolutamente arcigna, devo dire, tranne l'ultimo Mino che ha ascoltato e ha detto anche una cosa giusta: meglio troncare prima del nascere una carriera che però sarebbe poi, come dire, troncata dopo. E ha riconosciuto anche Celentano, cosa importantissima. Sì, no, appunto. Come no? Basta così? Sì, basta così. Ho fatto già un numero e aspettiamo. Cari amici del vostro caro, dolce, amaro, amato, teatro, umano e disumano amico G. Ah, ecco. Vedo nella palla. Mi guardo la palla. Sì, mi guardo la palla e vedo che non c'è nessuno. Va bene, d'accordo. Quando uno si guarda la palla, no? C'è chi guarda la sfera di cristallo e mi guardo la palla destra. Che ci posso fare? Io mi guardo la palla destra. Va bene. Vedo. Che c'ho l'orchite, Vabbè, vedo. Ma anche qui, in questi posti stanno di molto fuori di casa. Che ci stanno a fare a casa? Chi lo sa perché stanno tutti fuori di casa? Anche sull'ora di mangiare, voglio dire, dovrebbero essere in casa questi signore, buonasera. Signore e signori, buonasera. Signore e signori? Signor, pronto? Ma io non sento nulla, aspetta, fammi rifare sto numero. Sì, anche se si dovrebbe dire signore e signori, buonasera, molto spesso sentiamo queste sbarbine, questi presentatori improvvisati, signori e signori, innanzitutto signori e signori, che cosa vorrà dire? Signori e signori. Vabbè, dicono così, sai. Sì. Pronto? Non c'è più religione, ma che, le donne non le considera più nessuno. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Mi scusi, stavo parlando. Lei è la moglie di Domenico? No, è sbagliato. Lei è Domenico? No. La domenica andando alla messa in culo. Ma allora qui ditelo. Oh, bellino. Speriamo che questo nome invece risulti uguale, perché ho trovato un bellissimo nome nuovo, un nome nuovo. Volete un'idea per un bambino che nasce? Chiamatelo Espedito. Espedito, ma Espedito se c'è morto, se c'è nemmeno nessuno, morti tutti, morti. Sì? Ah, sì, pronto?
Chi? Buongiorno. Lei è il signore Espedito? No, io sono il fratello. Ah, il fratello di Espedito. Oh, Espedito è morto? Sì. Ah, ho capito, ho capito. Lei invece come si chiama di nome, scusi? Ruggero. Com'è? Ruggero? Ah, Ruggero Espedito, sì. Sì. Come mai io cercavo di Espedito cioè, io pensavo che fosse morto lei e fosse rimasto vivo Espedito, sa? Cioè, io me l'ho detto, ma è morto Ruggero e Espedito è rimasto vivo. Ah, scusi, ma chi parla? Dica la verità, lei è Espedito che ha preso il nome del fratello. Ma chi parla, scusi? E ha mandato Ruggero, l'ha mandato in tomba chiamandolo Espedito e lei Espedito è diventato Ruggero. Dica la verità, dica la verità. Su. Guarda, io... C'è mica niente di male, in fondo uno vale l'altro, no? Ma no, non è Intercambiabili. uno vale l'altro. Io sono vivo, scusa. Lei è vivo e in quanto vivo, non l'hanno espedito, giusto? È rimasto. Vabbè, insomma, non facciamo chi di parole, via. Ma io non so, ma si permette di scherzare sulla vita e sulla morte, ma come si permette? Ma chi parla, scusi? Ma come chi parla? Sono il becchino. Pronto? La vedi, ma che sistema è questo di ragionare? Non ho capito. Mi faccia capire che cosa è, a chi sta telefonando, cosa vuole, cosa chiede. Non lo so. Io chiedo i soldi che mi sono dovuti. Da chi, scusa? Da chi? Da lei? È chiaro, no? Che soldi, scusa? Che tipo di soldi? I soldi, ma qua, scusi, ma chi, ma qui si lavora per niente, si lavora. Ma ho capito, io lavoro, faccio, e qui non arriva mai un euro, mai un euro. Ma chi gli deve dei soldi a lei, scusa? Guardi, quali soldi ci devo? il conto è già ammonta. Che conto? Di quale conto si parla? A 35.000 euro. Di che cosa? Di cosa? Ma di cosa? Lo sapete? Mi Non so nemmeno io di cosa. Povero, ma povero Espedito più che altro, perché lui è stato espedito e lui è rimasto richiamato perché 35.000 euro, non so mica poi. È malato questo qua. Pronto? Ah, sono malato, sì, allora vado all'ospedale. Allora andiamo via, questo non ha più voglia, dice due parole, già, è proprio, bla bla bla. E quindi, andiamo, questo ha due nomi, forse una doppia personalità, Sì, ma come no? Certamente, sì. Ma chissà perché uno lo chiamano Espedito, e poi vedi, che fine fa, che per forza, con un nome così, poverino. Pace all'anima sua, naturalmente. Io voglio anche mandare un saluto da dentro di me a tutti quelli che ho trovato morti nel sondazzo, che tutti hanno il Pronto? mio rispetto. Pronto? Chi parla? Buongiorno. Ma guarda, io penso di aver fatto il numero di Adelaide, giusto? No, guarda, hai sbagliato numero. O di Angelo Antonio? No, qui a casa Frontera. Casa? Frontera? Frontera? Sì. E chi è la fronte? La fronte di chi era questa fronte? Signora? Di chi era la fronte? Chi Fronte? Di chi era? Frontera. Pronto? Prontera? Sì. Chi parlera? Oh, già se sueghi. Ah! Chi vuole? Prontera, chi parlera? Buongiornera. Ma io lo so, non corrisponde nessuno. Corrispondeva però Espedito, almeno il numero corrispondeva. È vero, sì. Ma ecco, io andavo da Angelo Antonio e purtroppo devo aver fatto il numero di quella di sopra. Sì, l'inculino, casomai. Il rinculi, cos'è il rinculino secondo voi, Vergogna sempre a pensare a quelle cose, vero? Beh, il rinculino si può fare solamente fra uomini, lo so. Beh, volendo, arrangiando su un po' anche uomo e donne. E anche due donne. Vabbè, ma insomma, ragazzi, ma siete sempre a pensare a questa cosa. Non c'è questo con due nomi. Allora io credo che sia giusto, assolutamente giusto, andare dal dottore. Sì, a questo punto, quella ha detto è malato prima, e io vado dal dottore, sì, dottore, mi scusi, non chiavo da mesi, non so perché c'ho in mente questa... Pronto, buongiorno, c'è il dottore? No, mi dispiace, ho sbagliato, no, non c'è in casa. Ah, come ho sbagliato? Sì, scusi. Già, è il numero del dottore, no?
Dottore chi? Sergio, Sergio, sì. Senta, non lo posso trovare ora, ma a che ora? Non viene all'ora di pranzo. Non viene mai? Lei è la moglie? No, sono la figlia. Ah, lei è la figlia. E come fa a sapere che non viene all'ora di pranzo? Perché sono in casa. Ah, perché lui viene davanti a tutti? Certo. Anche davanti ai figli? Cioè lui viene di fronte ai figli, in presenza dei figli, viene? Senta, ne vabbè. posso un attimo mia madre? Sì, grazie, molto gentile, forse è meglio. Pronto, chi parla, mi scusi? Pronto, buongiorno. Senta, io sono un paziente di Sergio, dottor Sergio. Lei è la moglie, vero? Lei chi è? Sì, io sono la moglie, lei chi è? Un paziente, 80 pazienza. Ma guardi, mio marito non può assistere dal punto di vista fisico nessuno. Penso che lei sia un paziente di mio cognato. No, Sergio è un dottore, no? Sì, ma è un dottore commercialista. Cioè, non penso Appunto, proprio che... appunto, con i commercialisti ci vuole molta pazienza. È per questo ho che io capito, sono lei è una molto persona molto di spirito e noi non molto abbiamo questo senso dell'umor. No, invece dovete averlo, perché lei, insomma, dovete capire che ho detto sono un paziente perché sono molto paziente, in quanto mi ha combinato dei guai. Sergio mi ha fatto delle scritture, delle cose, ha fatto una denuncia Senta, mi tutta scusi, sbagliata. prima di continuare, io non sto capendo ancora con chi parlo. Penso che lei sarà pure una persona paziente, ma se ha un cognome io continuo la conversazione. Certo, sì, sono Giuseppe Capendo. Oh, e di che cosa si occupa lei, mi scusi? Io ho una ditta e lui mi tiene la contabilità. E però purtroppo, capisce, mi ha sbagliato tutto. Ma di che cosa tutto. sta parlando? Mio marito è un bancario, non tiene contabilità a nessuno. Ma come? Non sa che, insomma, essendo commercialista, nel tempo libero per gli amici fa anche questo. Senta, Però, parli direttamente con la persona che lei pensa sia interessata. Quella volta che venne a casa mia, no? Signora? Niente, è andata via. Ora ti ho beccato un dottore che è un commercialista. Ora dimmi te, ora andiamo a beccare il cognato invece. Sì, perché è lì vicino. Quello è veramente un dottore. Oh, sì. Ma sicuramente. Ma roba, guarda. Quasi gli trombo la figlia. Quasi gli trombo la figlia. Buongiorno. Dottore? Prego? È il dottore? No, chi cerca lei? È Giuseppe. Giuseppe chi? È il dottore? No, questa è la SICMA. La SICMA? Sì. Cos'è SICMA? Cosa fate? La SICMA è un'azienda. La SICMA? SICMA. Sì, ha detto SICMA. Un'azienda di che cosa, scusi? Metalmeccanica. E l'altra metà? E l'altra metà? La meccanica. Sempre meccanica anche l'altra metà, ma può dire tutta meccanica, che metà meccanica, scusi, me lo dica. Mi passa Cipputi, per favore? No, ma forse non c'è Cipputi, lavora lì, Cipputi. No. Cipputi? Ma come non lavora lì? Sono tutti che un metalmeccanico molto famoso, lavora lì, no? Alla SICMA. No, non c'è Cipputi qua. Non c'è Cipputi? No. Lei come mai ha questa voce? Fuma troppo? Fumava e si è rovinata la gola, la voce, le corde vocali. Ogni tanto diventa roca. Diventa roca? Come mai? Lei attribuisce questo al fumo o al suo lavoro di metà meccanico? No, alla situazione meteorologica. Ah, ho capito. Lei, senta, è meccanico dalla vita in giù o dalla vita in su? Dobbiamo andare avanti? No, perché so che voi siete mezzi robot, no? Ah no, il discorso è questo, siete tutti licenziati. A causa della crisi della Fiat, anche la SICMA è tutti licenziati. Cassa integrazione, cassa da morto e via. Lo sapevate? Sì, come no. Chi è questo? Lei chi è? Io. No, lei è un altro. Il fratello sono. No, il fratello? Della SICMA? Cioè io chiedevo, metà meccanici, no? Quindi siete mezzi robot e mezzi umani, no? E tanto ormai si sa che si può fare, vi sa che i film di Spielberg, quindi non c'è problema. Lei è meccanico anche nell'uccello? O è l'altra metà? Pronto? Ma c'ho un cazzo da fare. Ma il cazzo, proprio di quello si parlava, scusi. Se lei ce l'ha meccanico magari le donne godono anche di più, Insomma, cioè, non ha mai defiance. Trum. Lei fa quello che deve fare. Pronto? Pronto. Palle meccaniche, culo meccanico, tutta la zona meccanica. L'altra metà del cielo.
Certo. L'altra metà del culo. Sì. Lei sta prendendomi per le mele, eh? No. No, sicuro? Sì. Che sta godendo? Sì. Oddio. Sì, dai, così, ancora, dai. Su, fammi sentire che godi. Dai, su, bello. Sì, dai, hai avuto un'erezione, eh? Beato te, guarda. Io e sì. c'è un cazzo da fare. No, qui io lavoro così. Vedi, te il tuo lavoro te lo fai sempre in fabbrica. Cos'è una fabbrica? No. La Sicchima. È Una stalla. Eh? È una stalla. Una stalla? Sì. Sì, vabbè. Allora fate le pipe a cavalli. Allora io invece mi diverto, cioè lavoro così, questo è il mio lavoro. Purtroppo mi pagano anche. Immagino. Questo è grave, eh? Guarda dove è arrivata l'Italia, a che punto è l'Italia, caro fratello della Sicchima lì. Effettivamente siamo arrivati al punto che uno viene pagato per fare queste telefonate. Ma ti rendi conto? No, dico, ti rendi conto? E io vivo di questo. Questo mi fa, cioè io per prendere per il culo te e dirti metà meccanico, metà no, eccetera, eccetera, e io vengo pagato così, qualsiasi mia attività, bene o male, fa capo a questa cosa qui. Io faccio questo, che ci posso fare? Contento te. Lo faccio qui, lo faccio in mezzo alla gente, il pubblico. E dalla Toscana viene a Brindisi. Sì, bravo, perché io brindo sempre al nuovo anno. Viva la torre di Pisa che pende, che mai non va giù, Sì, ma non volevo essere sottoposto. No? No. Io non voglio essere al tuo. No. Io non voglio essere al tuo. Prima cosa perché lo spirito che avete voi è un pochino così. Cioè, così. Per carità, non dico nulla. Ma noi ci sa più spirito. Di la verità. Sì, come no? Ci sa più spirito noi. No, come no? O vediamo chi c'ha più spirito fra noi di Firenze e voi. No, voi. Ah, ecco, provo a vedere. Dimmi, che so, voi avete Lino Banfi, E via, Lino Banfi ormai fa il nonno d'Italia. Sì. Noi ci sa Roberto Benigni, e allora? E chi è? Roberto Benigni? Non lo so, il primo nome mi è venuto in mente. Chi è? Lo conosci? Uno di passaggio? No, non lo conosco. Uno di passaggio, Lino Banfi invece lo conosce? No. No, nemmeno lui. Allora si fa pare. Sì. Cioè, voi poi che c'avete? C'avete. Chi è che. Ma nessuno, cioè, voglio dire, noi abbiamo dei personaggi. Dante. Mamma mia, chi è? Leonardo da Vinci. Mamma mia. Abbiamo Michelangelo della Rota. E chi è? Chi è? Vedi, non sapere nulla. Dimmi un nome di un personaggio importante della vostra regione, via, forza. Della? Vostra regione, regione, sì. No, non esco di casa. Nemmeno vado a lavorare? Sì. Casa e lavoro in casa, casa e chiesa, tutto così, eppure avete anche voi i vostri personaggi. Sì. Tutti gli extracomunitari che arrivano, no? Dio. E le cime di rap? Mamma. Le cime di rap? Che sono? Quanta pazienza ci vuole, Sì, è vero. Ci vuole un po' di pazienza, però. No. Vedi. Sì, infatti mi sto rilassando, guarda, con te. Ti stai? Mi sto rilassando. Rilassando, vedi che a qualcosa servo. Anzi, guarda, dovresti darmi anche dei soldi, ma non te li chiedo. Non te li chiedo perché ti faccio un bel massaggino mentale, Ecco, ti prendo in mano il cervello. Io ho di fronte un computer, guarda. C'è un computer? Quindi bene, sto allora, riposando adesso, guarda. Mo ci vorrebbe un massaggio. Un massaggio perché guarda il computer stressa, allora senti, fai così, vai su qualche sito. C'è internet sul computer? No. Non mi interessa. Ma come non ti interessa? Se il computer non c'è internet. Poi? Ti posso suggerire un sito? Sì. www.cazzinculo.it. Bullo. Guarda che se vai lì ti diverti, Sì. Senti, ma non mi capito, te sei moscio, no? Non mi dai la possibilità. Cerca di fare un contraddittorio, se no divento scemo anch'io, capito? No, ma infatti sto diventando scemo anch'io a parlare con te, non riesco a tirare fuori il meglio di me. Mandami tua moglie.
No, non sono sposato. Ah, vabbè, allora ce l'avete con me. No, e allora ce l'avete con me. Ditemelo, è un complotto, va bene. Ma quello che ha perso un po' la voce, che ha poca voce perché è roco in quanto Ha sparato qualcosa. Cosa è successo? Si è sparato una sega, Senti, io venite male. Almeno però ride, Ma tu non sai che non sto vedendo l'ora di chiudere per fare i 400? I 400 ostacoli? Sì. Ah, non lo sapevi? Ah, senti, il 400 Sì. ti dà solamente il numero che Ma non ha voglio avuto vedere, risposta. però. Il numero che la chiamata Ma che voglio non sapere, la però. chiamata che non ha avuto risposta ti dà. Voglio sapere. Va però. bene, tu fai il 400 e ti dà la chiamata che non ha avuto risposta. Vedremo. E quindi questa ha avuto risposta, tu mi hai risposto e non può venire fuori. Peraltro, questo numero è riservato e quindi quand'anche non ti Vedremo. darebbe alcun numero. Comunque, vedremo. Per fare che cosa? Per fare che cosa poi? Ma dai, ma ridi, la vita è bella, la vita... No, veramente, ma poi la fica, tromba di più, tromba, ma ragazzo, ma datti da fare con la tua parte meccanica, ma forza, ma anche con la parte umana se ti è rimasto qualcosa, dai, su. No, perché non è rimasto niente. Sta attento, sta attento perché lì fanno uno zofro a Puino. Sta attento. Senti, io ti devo salutare perché il mio tempo scade. Un po' so sta a parlare sempre con te, capito? Devo rompere il coglione anche a qualcun altro, oggi, domani, sempre. E quindi ti devo salutare. Ok? Fai 400, mi raccomando, Sì, buon divertimento. Ciao caro, fai 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000, 2002, 5 dicembre, giovedì, oggi. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete